Eccoci in collegamento con voi, sono molte le cose che ci inviate, anche delle situazioni, guardate, questo è ad esempio, ve lo facciamo vedere adesso, quello che ci avete inviato voi da Due Ville, situazione di nessuno in giro, beh, qui bisogna dire che alla lettera in quella serata lì è stato sicuramente lo state a casa ripreso. Devo dire che chi ha ripreso è abbastanza in sicurezza perché non c'è anima viva non a metri ma a chilometri, ad esempio. Oppure vi faccio vedere un altro video, arrivo subito a darvelo, abbiate pazienza. Ed eccolo qua l'altro video che ci dice, eccolo qua, andrà tutto bene, è una bandiera da cavarsene. Grazie mille per avercelo inviato. Poi vi faccio vedere almeno un'altra foto così la vediamo assieme. Questa arriva da San Giovanni Lupatoto, e da San Giovanni Lupatoto anche qui bandierone da Federica, San Giovanni Lupatoto, che come ben sapete in provincia di Verona. Grazie, voi continuate a mandarcene, poi faremo magari un montaggio che le potremo vedere tutte assieme. Due dei vostri messaggi prima di una pausa. Allora, salve, se sospengono il pagamento del mutuo, come si fa ad andare in banca? Chiede. Tante sono chiuse, è un valido motivo per muoversi, ma lo sospendono anche se non ci sono le assicurazioni sul mutuo, come quelle che si fanno al momento della stipula del mutuo ma che non sono obbligatorie, chiede questo signore o questa signora. Una cosa molto importante, non possiamo commentare e dare risposte precise sulla questione mutui finché non è uscito il decreto, perché finché non esce il decreto, quello che state vedendo in questi momenti sono ipotesi di decreto, ipotesi vere, che però ancora non sono vidimate. Si sta discutendo punto per punto al MEF, al Ministero Economia e Finanza, su coperture, su non coperture, su chi ne ha bisogno, prima casa, ma a che livello, con quale reddito, se c'è un tetto, se non c'è. Sono tutte cose assolutamente da vedere. Quando presumibilmente il decreto uscirà probabilmente entro domani, perché poi c'è la questione delle scadenze fiscali che partono da lunedì, quindi è probabile che esca entro domani, a meno che non si stralci qualcosa, ci sia qualcosa di scadenze fiscali e poi si vada avanti. È molto complesso il decreto, diciamo così, dell'aiuto economico sia alle aziende che alle famiglie, quindi durerà di più. Ultima cosa che mi permetto di leggervi è prima di vedere il conto corrente, che ci rivediamo assieme, che è un po' che non lo facciamo vedere. Posso andare all'orto, dice questo signore, che ortaggi freschi che marciranno? Allora, se lei ha un'attività agricola, l'attività agricola rientra nelle attività che espressamente si possono fare per il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma attenzione, se rientra nel campo di hobbistica, il campo di hobbistica non rientra nelle necessità inderogabili, quindi valuti questa cosa. Io non so la sua situazione, però valuti questa cosa, perché naturalmente c'è anche questo. Siccome abbiamo molte altre vostre commenti, domande da commentare. Adesso parliamo di agricoltura, poi ci ritroviamo, facciamo una diretta, abbiamo molto altro da condividere assieme, naturalmente dandovi le notizie mano a mano. Grazie.